Benvenuti a questa nuova rubrica promossa dal Centro Diocesano Vocazioni insieme alla Tenda TV, A due a due, riprendendo il titolo della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni che celebriamo domenica prossima, 25 aprile. Questa rubrica, una serie di brevi video che usciranno il lunedì e il venerdì, ci aiuteranno a conoscere le varie vocazioni della nostra Chiesa diocesana e a gustare il contributo che ciascuna di esse porta per costruire l'armonia, la comunione, l'amore. Quest'oggi abbiamo con noi Chiara Collot, una vergine consacrata, fa parte del gruppo di vergini consacrate della nostra diocesi, 10 per l'esattezza in questo momento. Scrive Papa Francesco nel messaggio per la giornata di preghiera per le vocazioni: San Giuseppe, il sogno di una vocazione. Dice: non c'è fede senza rischio. Solo abbandonandosi fiduciosamente alla grazia, mettendo da parte i propri programmi e le proprie comodità, si dice davvero sì a Dio. E ogni sì porta frutto, perché aderisce a un disegno più grande, di cui scorgiamo solo dei particolari, ma che l'artista divino conosce e porta avanti, per fare di ogni vita un capolavoro. Ascoltiamo proprio dalla testimonianza di Chiara come anche lei ha scoperto un po' alla volta i particolari di quel capolavoro che Dio stava costruendo insieme con lei nella sua vita e nella nostra Chiesa. Ciao a tutti, mi chiamo Chiara, provengo dalla parrocchia di Solighetto, dove anche vivo, e sono consacrata nell'Ordo Virginum dall'aprile del 2019. È sempre bello ripensare un po' alla storia della propria vocazione, a come il Signore si è fatto presente nella mia vita, ma nella vita di ciascuno di noi. E per quanto mi riguarda non c'è stato un colpo di fulmine, che poi decisivo, che mi ha fatto intraprendere poi il mio cammino di ricerca, ma ci sono state tante esperienze, tante storie, tanti volti di gente semplice che ho incontrato semplicemente nella mia vita, in parrocchia, ma anche al di fuori, nella vita di ogni giorno, e che in qualche modo hanno tracciato una strada, hanno lasciato un segno nel mio cuore. Ovviamente al momento non ho capito, ma ho capito dopo, il tutto. E come il Signore davvero non abbia buttato via niente di quello che avevo vissuto, di quello che ho vissuto, ma davvero anche le esperienze più insignificanti sono state in qualche modo feconde, non sono passate inosservate. E penso anche ad un momento così particolare della mia giovinezza nel quale avevo anche un po' abbandonato la parrocchia, così mi ero un po' anche allontanata dalla vita di fede proprio nel concreto. Eppure mi sono accorta poi che anche in questa fase così apparentemente buia, il Signore era comunque all'opera nella mia vita. E se penso così ad un'immagine per descrivere un po' così la mia storia vocazionale, penso a quel gioco di enigmistica dove si uniscono tutti i puntini per poi comprendere che disegno appare, no? E penso un po' così, no? Uniamo pian piano tutti i puntini, al momento nell'unire non si capisce un granché, poi pian piano il disegno prende forma, E la mia storia posso dire che è un po' anche così, collegando puntino per puntino, poi che in qualche modo ho cominciato ad intuire, il disegno che Dio stava preparando per me, per la mia vita. Nell'orchestra delle vocazioni che è la Chiesa, se dovessi scegliere uno strumento da suonare, sceglierei il triangolo,
perché è uno strumento piccolo, apparentemente insignificante, ma che nell'insieme fa la propria parte e crea armonia. Non ho una canzone preferita per eccellenza, ma ho tante canzoni ognuna delle quali ricorda un po' una fase della mia vita. E quindi ecco, non ce n'è una in particolare, ma più di una. E soprattutto autori italiani, penso ad Elisa, Renato Zero, Mannoia, ma potrei elencarne anche altri. A due perché ci si può tenere per mano, si può fare la strada insieme, condividendo dentro relazioni davvero di fraternità.